protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori Gioco. Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale estivo o con deposito o meglio 4 stagioni? Oggi il cambio gomme è diventato un quiz. Non farti prendere dalla fretta. Senti chi le gomme le cambia ogni giorno. Paolo Piras Pneumatici. Oltre la riparazione e la convergenza, tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti. Località Fragerettu, zona industriale Barisardo. Infoline 392 092 90 05. Fuori Gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori Gioco. Radio Stella. 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 Buon pomeriggio a tutti quanti, sono le 19:05 prima, ben ritrovati su Radio Stella. Questo è il programma del lunedì, il programma di approfondimento, quello sportivo, dove si approfondiscono un po' tutti gli sport che sono stati giocati il lunedì in Ogliastra. Questa sarà una serata, un appuntamento particolare, perché come al solito non succederà che parleremo di altri sport. Oggi dedicheremo ampio spazio al calcio, a tutto ciò che è successo in Ogliastra a livello calcistico. 14 febbraio, tra l'altro San Valentino, auguri a tutti gli innamorati, e poi vorrei fare un altro augurio particolare, ovvero sia mia figlia, che si chiama Sara, che è il suo compleanno. Non vi dico quanti anni ha perché non vi interessa. Se avete notato, alle mie spalle c'è questa bella composizione di palloncini che ha due funzioni. La prima è quella che ormai vedete c'è scritto I love you, quindi vi amiamo, come amiamo lo sport, appunto è proprio dedicata alla festa di San Valentino, alla festa degli innamorati, ma anche a un altro scopo che vi sveleremo magari nelle prossime puntate. Sarà qualcosa che succederà domenica. Radio Stella sta mettendo su una sorta di gioco dove ci saranno delle estrazioni, con la vincita potranno vincere, se non ho capito male, dei biglietti per l'ingresso a degli stadi particolari. Non so se si tratta di Tortolì o di qualche altro spazio. Comunque, ora torniamo, perché sembra non abbiamo lo sport che non è calcio, però abbiamo tanta roba che bolle in pentola quest'oggi. Parleremo di tutte le categorie, un pochino, faremo una sorta di aggiornamento, insomma, vedremo come andrà a finire, come è andata a finire la giornata di ieri. Per iniziare apriamo con la prima categoria. Una cosa così, dice: come mai dalla prima categoria? Perché abbiamo in linea due nostri collaboratori, che sarebbero Valerio Melis e Marcello Pediu, che ce li abbiamo in linea, dovremmo averli tutti e due tra un attimo, che si sono presi la briga, sono andati a divertirsi in quel di Villagrande a vedere l'anticipo della partita tra Barisardo e Villagrande. Penso che abbiamo qualcuno già in linea, dovrebbe essere Valerio Melis. Pronto, ci sei Valerio? Sì, buonasera, sono in linea. Ciao, buonasera. Niente, ditemi voi cosa volete sapere della partita. No, ci racconti magari, è normale che la partita del Barisardo ormai è un treno che ad alta velocità, si può dire, è diventato un treno ad alta velocità, non c'era bisogno, il risultato lo conosciamo tutti, ci sono sempre queste grandi goleade, e magari ci descrivi quello che è successo. Ci si vorrebbe il pallottoliere per descrivere una partita del Barisardo, bisognerebbe annotare, come ha detto qualcuno, giusto i nomi dei marcatori, e hai detto tutto. Però, insomma, per esempio, una domanda che ti farei sarebbe: cosa ti è sembrato il Villagrande? Ma guardate, io ormai conosco l'ambiente di Villagrande da tanti anni. Abbiamo un rapporto bellissimo con questa società da tantissimo tempo. C'è il rispetto reciproco tra di noi, diciamo, tra i ragazzi, tra la dirigenza, perché spesso i ragazzi di Villagrande sono venuti a giocare a Barisardo. Tutti ricordo il grande Zazzo, Michele Cannas, Renato Mereo e tantissimi altri giocatori che non sto qui ad elencare perché ce ne sono veramente tanti. Ricordo anche Attilio Lui, famoso Pedali, grandissima persona prima di tutto.
E niente, il Villagrande di adesso diciamo che stanno lavorando molto sui ragazzi, tant'è vero che avevano 5 fuoricotta in campo, è un motivo di orgoglio secondo me per una società del genere, perché comunque puntano a tirare fuori dei ragazzi che hanno delle grandi qualità. Su tutti ricordo Mattia Lu e Mattia Mereu, scusate, il fratello di Renato, che secondo me è uno dei fuoriquota più interessanti che hanno. Poi ce ne sono altri 2 o 3 che non sono niente male. Ci vuole coraggio a buttare 5 fuoriquota in campo e andare ad affrontare a viso aperto una squadra come quella del Baristardo, che sappiamo sta dando le lezioni a tutti quelli che incontrano. Poi per carità, magari il Baristardo prima o poi trova una squadra che la metterà in grossa difficoltà e magari il punteggio sarà ben diverso. Dici? È già successo a Baunei, dove abbiamo incontrato una squadra agguerrita, ci ha messo in difficoltà con delle vicissitudini che non sto qua a ricordare, però intanto la Baunese si è dimostrata una squadra che ha messo in difficoltà comunque non solo noi. E poi ripeto, il Villagrande comunque ieri ha fatto la sua partita tranquilla, a viso aperto, senza nessun timore reverenziale. Ci ha messo in difficoltà i primi minuti, poi insomma siamo riusciti a sbloccare il risultato, e dopo il pareggio del Villagrande sul rigore con Matteo Lui siamo riusciti a rimettere in riga, diciamo, la partita e a terminarlo come sapete che è andata a finire. Però ripeto, la Grande non ha avuto nessuna paura di affrontarci a viso aperto e di fare la loro partita. Certo, scusa, abbiamo Marcello Peddiu in linea, magari vediamo se la pensa come te, anche a proposito di quello che ci hai detto, ci hai raccontato del Villagrande, cioè il fatto che è un bel serbatoio di giovani promesse. Pronto Marcello, ci sei? Sì. Dice, stavi ascoltando quello che diceva Valerio? Sì, ho sentito. Hai sentito? Gli ultimi commenti. Aveva Condivido torto con Valerio. Sono pienamente d'accordo. Villagrande abbiamo resistito fino al 16° minuto. Abbiamo giocato a viso aperto, considerando che comunque è una squadra molto giovane, con 5 fuoriquota in campo. Però il Baristardo è 3-4 categorie avanti, ha un organico veramente di altre categorie. Beh sì, questo ormai si sapeva, perché dunque mi parlavano, mi pare Matteo Corona, un altro nostro collaboratore, che mi parlava del Cannonau Ierzu. Pensi che sia più o meno la stessa cosa il fatto di avere questo serbatoio, cioè che la squadra sia molto giovane? E adesso non so, ma il Villagrande che media di età può avere in squadra? Ma ripeto, c'erano 5 fuoriquota, poi i giocatori di che anno sono? Grandi, diciamo, c'è Matteo Lui, che tutti sapete è un quarantenne, poi ci sono gli altri, ma no, diciamo che la partita, per quello che ho visto io, il Baristardo aveva 3-4 marce in più, no? 3-4 marce in più. Voi come vedete le seconde posizioni in classifica? Cioè voglio dire, secondo voi chi arriverà al secondo posto? Tra tipo io ho visto bene Lorani, quando sono venuti qua ho visto una bella squadra. Adesso c'è Lovoda, io con Lovoda non ero presente qua in campo, cioè, sicuramente se è lì qualcosa di buono c'è, anche se il livello non è che sia... Valerio, degli Ogliastrini che hai visto? Bene. Ma guardate, io le ho viste tutte. Ieri era a Baunei a vedere Baunese Ierzo. Io sono ierzese e quindi un po' di ricordi della squadra lì ho. Ci sono alcuni giocatori che conosco bene, ci sono 5 ragazzi di Baristardo, ho qualche piccolo parente che gioca nello Ierzo. Poi per quanto riguarda quello che avete chiesto sull'età media della squadra di Ierzo e di Villagrande, Ierzo ha dei ragazzi che abbassano molto l'età media, hanno dei ragazzi che partono dai 2000 fino al 2005 che giocano tranquillamente in pianta stabile nella squadra. Anche Ierzo sta facendo un lavoro eccezionale.
insomma c'ha un Scusa ragazzo... Valerio se ti interrompo, guarda, stavamo giocando con lo IERS proprio in questo momento, la Juniores. Già da lì ho visto dei ragazzi molto molto interessanti. Sì, esatto. Sicuramente qualcuno che approda anche prima squadra, cioè io ho visto, guardate, c'è Antonio adesso Conti. la Juniores molto messa bene in campo, giocatori anche abbastanza maturi calcisticamente. Questo Sì, ci sono, guardate, 4-5 giocatori che giocano in pianta stabile negli 11 in prima squadra. Vi posso dire, Antonio Conto, 12 gol in campionato nel 2004, che secondo me con un altro anno di esperienza, forse in prima categoria, può tranquillamente giocare anche in eccellenza. È un ragazzo che ha fatto un settore giovanile, un percorso calcistico superiore ai suoi compagni di squadra della sua età. Secondo me può giocare già l'anno prossimo promozione in eccellenza tranquillamente. Caspita. Poi insomma c'è alcuni ragazzi, forse anche di qualche anno più grande, tipo Federico Serra, il figlio di Gianfranco Spano, il figlio di Paolo Serra, sono tutti ragazzi molto molto interessanti. Quindi molto giovani, insomma. Sì, assolutamente, tutti ragazzi 2003-2004, più o meno quella età lì. Allora, scusate un attimo, Valerio e Marcello, vi devo interrompere perché devo cedere la parola alla regia perché c'è un pochino di pubblicità. Ci sentiamo tra un attimo. Ok. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale, estivo o con deposito o meglio 4 stagioni? Oggi il cambio gomme è diventato un quiz. Non farti prendere dalla fretta. Senti chi le gomme le cambia ogni giorno. Paolo Piras Pneumatici. Oltre la riparazione e la convergenza, tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti. Località Fragerettu, zona industriale Barisardo. Infoline 392 092 90 05. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Eccoci, nuovamente insieme, 19-16 minuti, sempre Radio Stella, sempre Fuori gioco, come ha detto il nostro jingle. Al telefono abbiamo ancora gli amici Valerio e Marcello, però se chi ci sta seguendo dalla nostra pagina Facebook ha potuto notare che abbiamo una presenza in più in studio. Ve lo presento dopo, adesso andiamo avanti. Valerio e Marcello, sembra quasi il nome di un gruppo musicale. Valerio Acqua, voi, ma Valerio e Marcello. Allora, stavamo parlando di giovani promesse del calcio ogliastrino, suppongo, no? Allora, guardate, ripeto, io ho girato un po' di campi. Ci sono ragazzi interessanti. Parlo della prima categoria. Sì, beh, certo. Poi ho visto qualche partita anche della promozione del Tortolì. In prima categoria, per quanto mi riguarda, quelli che ho visto, ripeto, ci sono alcuni ragazzi veramente interessanti. Io ho visto, per esempio, ho notato il ragazzo fuori quota dello Zoraim, questo Marungio, che è bravino. C'è qualche ragazzo, a parte quelli dello Ierzo che ho visto parecchie volte. Ieri non mi è dispiaciuto il ragazzo della Baunese, l'esterno basso, che non ricordo come si chiama. Poi Enrico Pintus? Alcuni ragazzi che io il più forte che ho visto in prima categoria è la punta dell'Orgavese, un ragazzo del 2003 Santoro che segna a raffica, fisicamente una bestia, dotato di un'ottima tecnica. Sentiremo parlare di questo ragazzo qui. Bene. Poi stavate parlando anche delle seconde possibili della prima categoria. Sì, questo volevo capire. Io non sono d'accordo con Marcello per quanto riguarda l'Orani. Io ho visto molto bene il tutta a vista, ho visto a Galtellì. Anche, una squadra bravo, che gioca Vale, palla a terra. Il tutta Scusa, vista. Vale, questa l'ho vista. Torno in cuffia che mi disturba. Tutta vista l'ho vista anche io, mi è piaciuta molto, una squadra molto messa bene in campo. Sì, tutta vista ok. Esatto. Vabbè, io parlavo per l'Orani per quello che ho visto qua a Villagrande, nonostante noi avessimo anche vinto. Sì.
Però ho visto una squadra, infatti anche io ho avuto l'occasione di parlare col presidente, e anche il presidente diceva che le prime giornate, non per niente, nelle prime giornate era la seconda candidata. Effettivamente sono tutte là, le prime giornate hanno giocato. Quelle che avete E nominato poi dice che effettivamente ha sono tutte rivoluzionato là. la squadra completamente. Guarda Marcello, io l'ho vista all'Otto Rai nelle prime giornate, anche a me è piaciuta. Poi ho visto 3 volte il Galtellì e ho dovuto cambiare idea. Hanno un modulo di gioco che è ben diverso da tutte le altre che ho visto. Generalmente le squadre stanno giocando con un impianto sul 4-3-3 basato su questo. Invece il Tuttavista gioca con un trequartista che ti cambia notevolmente il gioco se giochi palla a terra. Ultimamente hanno fatto anche 2 acquisti che probabilmente cambieranno anche la situazione della squadra. Hanno preso Giovanni Cadao, che è un giocatore che ha tanta esperienza in categorie superiori. Hanno preso un difensore, Rodriguez, che sicuramente darà una svolta anche alla difesa. Vedo questa squadra seriamente candidata per il secondo posto. Sì. Noi domenica andiamo a giocare a Voda, se lo Voda non fa il risultato con noi il Tuttavista scappa per la seconda posizione. Sì, eh. E della Baunese cosa pensate? Io la Baunese non l'ho vista. Giochiamo domenica, ma purtroppo non. Domenica no, c'è, sì, domenica c'è Villagrande Baunese. Sì? Ah, ho capito. Pronostico, Marcè? Ce lo dai? Io da Villagrandese spero che anche perché Villagrande ormai naviga nelle cattive acque. La cosa è sperare, auguro ovviamente. che arrivi il risultato. Vabbè, che comunque però se mi hai sempre detto... un derby, quindi sicuramente sarà una partita dura. Sì. Invece, perché, vabbè, tu non hai visto poi la Baunese, mi hai detto non l'hai mai vista, quindi... Invece Valerio cosa pensa del derby tra Baunese e Villagrande? Visto che le hai viste tutte e giocando due. Villagrande per la Baunese non sarà facile, anche perché avrà delle defezioni. Domenica è stato espulso Carlo Magia, si è fatto male il centrale difensivo della Baunese e quindi avranno qualche piccola difficoltà. Comunque la Baunese è una buona squadra perché gioca 95 minuti, 100 minuti, non mollano mai. Torre Mereo li sprona bene. Interno. Come scusa? Torre Mereo ha detto gli sprona bene. Torre Mereo li sa caricare bene. È vero. Torre ha molta esperienza sia da giocatore che da allenatore, quindi sa come impostare una squadra, come caricarli, come dirigere. Noi lo conosciamo bene perché è allenato qua a Villagrande, quindi conosciamo allenato anche a il Barizzano. personaggio. Sicuramente lui li caricherà e preparerà bene la partita. Però Noi invece, assolutamente sì. Noi invece, sai, lo conosciamo e qua voglio far entrare, prendo la palla al balzo, voglio farvi conoscere la persona che è qua con me in studio, è il presidente del Triei, il signor Caviddu, sì? Gian Virgilio Caviddu, che è qua. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. È il presidente del Triei, dicevamo, noi conosciamo perché sì, l'abbiamo visto, sì, perché quando era? L'abbiamo ospitato un anno e mezzo buono, sì. Prima della pandemia, 2018? Sì. Erano ospiti perché c'era il campo che stava rifacendo. Durante il lavoro del rifacimento del campo, del Planeda, sì. Ed erano ospiti al comunale di Tria Seveno. Sì. E avevamo visto appunto come... Sì, i metodi di lavoro che ha, che sono abbastanza... Si facevano sentire. Sì. È vero. Il Triei l'avete mai visto qualcuno di voi, Marcello e Valerio? Ma io cosa non ho capito. Ho detto il Triei, qualcuno di voi l'ha visto giocare in questi ultimi anni, da quando milita in seconda? No, io non seguo la seconda, non ho avuto occasione, quindi non... Vabbè. Comunque ce lo spiegherà il nostro presidente. Presidente da quanto? Da 5 anni. 5 anni. 5 anni. Preso il posto del mitico Cosimo Monni. Avete conosciuto voi Cosimo Monni, sì? Io sì. Valerio sicuramente, perché è il presidente più prolifico, più longevo che ci sia stato. Ha fatto 30 anni, il nome sicuramente sì, però personalmente non lo conosco. Perché, sai, l'ho detto anche in un'altra puntata, qua ne parlavamo, adesso non ricordo se era
con chi era, comunque dicevamo, ha fatto 30 anni di presidenza continua, cioè non è che ha interrotto, perché è anche abbastanza giovane. Ha scritto la storia del Triei, dai. Ha scritto la storia del Triei, molto calcio a livello ogliastrino, conosciutissimo. Sì. Parliamo col presidente attuale. Com'è fare il presidente a Triei? Impegnativo. Sei presidente così perché è capitato, hanno visto per strada come era successo a me, sai che anche io ho avuto un'esperienza da presidente del Triei. Del Triei ovviamente. Ho preceduto di un anno. È una bella esperienza sicuramente, però ti assorbe tanto di quel tempo. Non basta, lavoro, è sport, è famiglia. A proposito di famiglia, sappiate che lui ha anche due ragazzi che militano nella mia squadra, appunto. Sono i fratelli Cavildo. Sì, Tommaso e Michele, che salutiamo ovviamente. Ciao da papà. Ci staranno seguendo. Allora, dicevamo il Triei, poi scusate un attimo. Intanto ci saluta Giovanni Battista Tegas tramite Facebook. Ciao Giovanni. Un tifosissimo del Triei che è in Germania. In Germania, sì. Pensate, siamo seguiti in tutto il mondo. Sì. Allora, stavo dicendo, Valerio e Marcello, non so, volete stare ancora con noi? Volete partecipare alla chiacchierata che faremo con Gian Virgilio Cavildo, oppure vogliamo salutarci? Ditemi voi. Così vi tiro in ballo. Anche salutare, io devo andare a prendere mio figlio al campo, giusto per stare in tema. Parli anche delle altre società e quant'altro. Noi insomma non vorremmo rubare troppo spazio per quanto riguarda la nostra categoria e le nostre società. Certo, adesso parleremo del Triei, poi se voi magari del Triei e della seconda categoria, poi se voi volete intervenire potete farlo, altrimenti magari ci salutiamo e ci sentiamo al più presto possibile, magari domenica. O no? Assolutamente sì. Va bene? Per me è stato un piacere come sempre. Vi saluto, vi concedo, vi faccio i migliori auguri, buona settimana, buon tutto, buona vita. Grazie Valerio e Marcello, grazie. Grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Salve. Eccoci qua. Allora, Gian Virgilio Cavildo, come dicevamo, da 5 anni. Da 5 anni, più o meno presidente. 5 anni, da 25 dirigente comunque a pieno. Dai, fare il dirigente sicuramente è impegnativo, ma non come presidente, comunque hai tante responsabilità, anche se giochiamo in seconda categoria, voglio dire, non è... è sempre un impegno, poi a me piace quando prendo un impegno portarlo a termine, secondo me nel miglior modo possibile, poi... sei diventato presidente perché ti hanno eletto? Sì, mi hanno eletto. Oppure ti sei proposto te o hai comprato il Triei? No, assolutamente no. Non avevi soldi? No, da investire. No. Diciamo che siamo dirigenti, abbiamo siamo una quindicina, ringrazio i miei collaboratori perché comunque con me abbiamo dietro questa avventura impegnativa. E li ringrazierò sempre perché comunque lavorano tantissimo anche loro. Io questo posso confermarlo perché più o meno ci vivo, anch'io sono stato in mezzo un po' così, sono stato anche capo ultra un periodo, ancora non esisteva la famosa curva gomito, però ci conosciamo bene, dai Gianni, quindi non abbiamo bisogno di... Allora, parliamo di calcio? Sì. Allora, Gian Virgilio, apri un pochino il giubbotto perché per il microfono. Per il microfono, sì. Dicevo, parliamo un pochino di calcio. Il Triei ha 20 punti, quinto posto in classifica, 5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte. Cioè 5 vittorie e 5 pareggi. Sì, siamo partiti un po' così inizialmente. Speriamo di fare un buon girone di ritorno. Io ci credo in questo gruppo di ragazzi che seguiamo, perché comunque il valore tecnico c'è, un pochino più di impegno magari è quello che chiedo sempre ai ragazzi. Questo è il messaggio. Sì. Ma voglio dire, l'andamento la posizione attuale del Triei, classifica, sconfitte, vittorie, è quello che pensavate oppure avete pensato un pochino più? Devo dirti la verità, mi aspettavo un tantino di più. Proprio per il valore, perché conosco i ragazzi, conosco bene i miei ragazzi, quindi
Credevo in qualche punticino in più, però va bene così, noi non pretendiamo adesso non chissà che cosa. Non si puntava alla promozione? No, un pensierino. Però sulla parte alta della classifica sì, perché ripeto, non si è molto chi distanti, ci conosce sa che abbiamo... Non si è molto distanti. No, Cioè uno però dice voglio dire... No. Quinto in classifica, diciamo 20 punti, 35 la prima. Siamo in è ritardo, un sì, pochino in ritardo. Sì. Però siamo per un po' in ritardo. Anche perché, anche perché poi penso io che questo Covid non ci abbia... Ha scombussolato tutti. Ha condizionato un po' tutte certo, le società di qualsiasi categoria. Certo. Però va bene così, ci accontentiamo. Non siamo un paese dove c'è una pretesa, chissà. Giochiamo col materiale che abbiamo a disposizione. Esatto, quindi con i ragazzi. Infatti, volevo chiederti. Io, sai, essendo qua la domenica un po' così, nel mio lavoro riesco a captare qualche notizia. A livello di giocatori a disposizione sono molti, per lo più sono di Trieste. Sì, buona parte sono di Trieste, sì. Poi ci danno una mano tante ragazze di Baunei, c'è un ragazzo di Talana, abbiamo anche un ragazzo che viene da Muravera, che si è proposto. Che ruolo? Il centrale difensivo. Centrale difensivo. Giacomo Fois, che ieri ci ha fatto anche il gol vittoria. Ecco, chi era questo? Nel finale. Che mi diceva, noi avevamo il nostro inviato era Antonello. Antonello, sì. Che ci diceva questo Spilungone, io non ricordavo di conoscere Spilungoni a parte Michele Cavid. È abbastanza lungo. Però sai, in attacco di testa. Abbiamo raggiunto la vittoria nel finale, dai. Credo anche meritata per quello che si è visto nel secondo tempo, quindi va bene così. Oggi saresti un campo difficilissimo, sì, un campo difficile. Il Bono, abbiamo sempre sofferto il campo del Bono, perché comunque hanno sempre una squadra. Poi bella. loro sono abituati, c'era vento? No, generalmente no, una bellissima giornata. Bono. Sì. Vabbè, adesso facciamo una cosa, visto che abbiamo avuto questo momento di pausa, facciamo una pausa perché c'è la pubblicità, ci sentiamo tra un minuto. Pubblicità. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale, estivo o con deposito o meglio 4 stagioni? Oggi il cambio gomme è diventato un quiz. Non farti prendere dalla fretta. Senti che le gomme le cambia ogni giorno. Paolo Piras Pneumatici. Oltre la riparazione e la convergenza, tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti. Località Fragereddu, zona industriale Barisardo. Infoline 392 092 90 05. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Eccoci nuovamente insieme con Gian Virgilio Caviddu a Fuori gioco, sono le 19:32 minuti primi. Dicevo Gian Virgilio Caviddu, presidente del Triei. Stiamo parlando di giovani, della squadra del Triei, è imbottita di giovani, sono abbastanza abbiamo a media la fortuna dell'età. di avere, a parer mio, ottimi calciatori che stanno emergendo, che dovranno emergere. Comunque abbiamo la categoria giovanissimi, dove ci sono dei giocatori veramente promettenti. Come li chiamo io, i ragazzini terribili. I ragazzini terribili. Avrebbero dovuto farti da scorta oggi. Sì, però... mi hanno abbandonato. Perché magari per motivi. Probabilmente questa molla è scattata un pochino in ritardo. Sì, magari. Ci sarà un'altra occasione, magari più avanti. Li portiamo. Sono ragazzini terribili, li chiamo così perché sono intanto promesse. Perché ho visto dei numeri assurdi. Stanno andando benissimo questa categoria. Vorrei aggiungere appunto che questa categoria è stata, definiamola così, creata in collaborazione con la Baunese. Abbiamo fatto un bel progetto con la Baunese, una città dove andiamo d'accordissimo appunto. Quindi c'è questo feeling bello con la Baunese. I numeri sono bassissimi sia a Triei che a Baunei. E per poter fare appunto questa categoria ci siamo messi assieme e ne è venuta fuori una bella squadretta. Si stanno divertendo i ragazzi, i genitori sono soddisfatti, le società idem, va bene. Li segue?
Li segue Francesco Sagheddu. Francesco Sagheddu che io direi di provare a chiamarlo. C'è Francesco Sagheddu in linea? Mi sa di sì. C'è. Pronto Francesco? Pronto, ciao. Ciao Francesco. Qua, adesso mi sono ricordato di una cosa. Cantiamo la canzoncina. Gli auguri. Dobbiamo farti gli auguri, ma adesso mi è venuta come uno schiaffone. Grazie. Auguri, perché auguri, è diventato, Francesco. spieghiamo Sì, agli ascoltatori, è diventato nuovamente papà di un maschietto o una femminuccia? Maschietto. Maschetto, quindi adesso hai fatto la coppia vincente. Serviva al calciatore. Sarà il futuro capitano del Triei. Perché quello che c'è al telefono è Francesco Sagheddu, capitano della squadra che milita in seconda categoria del Triei, è allenatore dei giovanissimi, dico bene? Sì, giustissimo. Vedo, l'ha detto con fierezza, perché sei fiero della squadra? Molto fiero, sicuramente. Ero già sicuro di quello che si poteva fare, perché comunque i ragazzi li conosco bene quelli di Triei, ma comunque so che la Paunese ha lavorato benissimo gli anni scorsi, quindi era inevitabile tirare fuori un gruppo sicuramente di ragazzi intelligenti, bravi, corretti. Belle da vedere. Comunque ragazzi che si allenano sempre, non mollano mai, veramente un bel gruppo. Perché allora stavo guardando, avete giocato 8 partite, avete 21 punti, vuol dire che ne avete perso solo una. Tra l'altro dovete recuperare una partita, se non domani pomeriggio a Trieste. Perché era una curiosità, ho detto come 8 partite, una partita persa, con chi? Con la Nusei. Con la Nusei che è prima in classifica, attualmente. Sì, che è prima in classifica. Stavo guardando i numeri, il capocannoniere è Nicola Cazzola, giusto? Con 14 gol. Sì, giusto. Ed è praticamente capocannoniere della squadra di Triei, però del torneo è il secondo posto a un gol di differenza. Praticamente il primo ne ha 15, lui ne ha 14 di gol. Sì, Accademia Servavese il primo, sì. Sì, ho visto, mi sa di sì. Ho studiato, Francesco, non pensare che sono venuto qua. Era promosso. E poi io ce le ho scritte le cose, mica come te, a tutta memoria. Anche io ogni tanto le devo guardare. Punti di forza di questo Triei giovanissimo? La passione. Sono un gruppo appassionato. Quando un gruppo di ragazzini, comunque adolescenti, che non manca mai al campo, quello fa la differenza. Lo sappiamo che riuscire ad avere un gruppo così è importante. Ho capito. Presidente, ieri era in panchina, se non vado errando, il capitano. Come mai? Sì. L'avete messo? Motivi disciplinari. Come mai in panchina? No, adesso io nell'ultimo mese, purtroppo, per fortuna, mi sono allenato poco. Perché? Con il nuovo arrivo ho avuto poco tempo di allenarmi. Altri impegni. Certo, e quindi era giusto così. Era giusto solo ogni perché tanto riposarsi. Era perché non ti sei allenato, non è che c'era un infortunio o cose sono allenato poco, solamente l'ultima settimana. Ho capito. E tu la squadra come la vedi quest'anno, il Triei? Abbiamo vissuto un periodo un pochino sottotono. Dovuto, secondo te? Poche vittorie consecutive, quindi anche poca convinzione, poca sicurezza dei nostri mezzi, perché comunque come giocatori, come uomini non siamo così da sottovalutare, però purtroppo tanti fattori ci hanno penalizzato. Fattori spesso voluti anche dalla nostra testa, dalle nostre possibilità. Però ultimamente comunque stiamo un attimino riprendendo un po' di fiducia, vedasi anche la partita di ieri. Andare il Bono perdendo 2-0 e ribaltarla 3-2 non è mai facile. Una buona reazione è stata ieri. Allora, insomma, certo, quando c'è la reazione, che poi, se non ricordo male, gli anni passati era un pochino molto difficile che Triei riacciuffasse il risultato. Ma poi ripeto, su un campo difficile come il Bono. Il Bono è sempre stato un po'
un tabù, quasi ostico. Sì, quindi fa ben sperare, Ma dai. in campo di Ilbono o Lilbono? No, Lilbono come squadra. Come squadra. Lilbono proprio. Sì, proprio Lilbono. Sì, Anche sì. perché mi pare che sia una bella squadretta. Sì. Ma è successo qualcosa, se non vado errando, ieri? No. Cioè, vi dicevano che hanno finito. Antonello mi disse che non ho captato bene, non avevano capito C'è bene stata quello che è un'espulsione successo. per somma di ammonizioni. E Sì, poi hanno finito in un 9. giocatore che mi pare che non ho capito. Ma un se poi è giocatore andato secondo me via. protestava un po' nei confronti dell'arbitro, non accettava la direzione di gara e ha abbandonato il campo così. Ha abbandonato proprio il campo? Sì, era arrabbiato, poverino. Ecco perché anche sì. Antonello, il nostro inviato, perché è dirigente del Antonello, era un po' eravamo incavolato. assieme, sì. Non ero riuscito a capire che cosa era Non successo. condividevano appieno le decisioni certo. dell'arbitro e questo ragazzo l'ha presa così, però con noi non è successo niente. No. Abbiamo sempre ottimi rapporti con l'Ilbono, Certo. si gioca a calcio, si mette tutta la grinta, l'agorismo, tutto quello che però sempre corretti, quindi non ci sono assolutamente problemi niente. con noi, no, assolutamente no. E niente. Tornando speriamo. alla squadra, qual è l'elemento, l'acquisto migliore che ha fatto il Trier quest'anno? Se c'è stato qualche innesto. Così sono tutti importanti i ragazzi che abbiamo. Ma voglio dire, nelle novità, perché ci sono delle novità, magari chi è che spicca? Perché sembrava, io pensavo, questo è quello che pensavo a Monni, che nonostante facesse parte del Trier, mancava da un bel po' di anni. Il nostro amico scozzese, Marco. Lo scozzese. Marco, sì, è stato un buon rientro, perché Marco comunque ha meritato sempre a Trier. E quindi è rientrato adesso a vivere qua a Trier, si è rimesso in gioco. Certo, sicuramente è il valore aggiunto. È il valore aggiunto. Ma poi Marco è bravo, è molto tecnico. Perché Marco è dico bene, Francesco? Benissimo. Perché voglio dire, io penso, quello che penso io, perché ho saputo che c'è in squadra, non ho mai visto una partita, quindi parlo un po' per sentito dire, un po' perché conosco Marco, conosco gli altri ragazzi che ci sono. Qualcuno mi sa che sta mollando un pochino. Qualcuno sta mollando, è un peccato perché ci sono dei ragazzi bravi, ma posso fare anche nome e cognome, come Daniele Pelliccia, come Michele Monni. Ci sono ragazzi. Magari Michele è uno di quelli che so che deve andare fuori. Deve anche andare fuori, però nel frattempo gioca perché sono ragazzi e io li chiamo non ragazzi normali, hanno una marcia in più, hanno anche qualcosa in più, quindi potrebbero dare una grossa mano a questa squadra, a questo gruppo, perché non siamo tantissimi, noi siamo una rosa di 22-23 giocatori, quindi tutti sono importanti. Ma poi stiamo parlando anche, correggimi se sbaglio Francesco, stiamo parlando anche di giovani che mi pare che ha tirato su Francesco, e giocate assieme. Qualcuno sì, dai. Sono ragazzi che, a parte Michele, mi sa che Michele ha fatto settore giovanile qua a Tortolì. Mio figlio? No, Michele Monni. Michele Monni, anche qua a Tortolì, no, ma è cresciuto a Trier. Ha fatto qualche anno. Sì, è cresciuto a Trier. Sì, è cresciuto a Trier. Penso che siano giocatori che farebbero gol. Direi di sì, giocherebbero titolari in qualsiasi squadra, voglio dire, non solo in seconda categoria, perché comunque è un peccato perché effettivamente pensandoci adesso, cioè così adesso in questo momento ci stavo pensando, effettivamente è una bella squadretta. Sì, perché ti dicevo poco fa che all'inizio io pensavo o comunque speravo in altri risultati, perché comunque il gruppo c'è, la squadra c'è. Però va bene, ci accontentiamo, non siamo di quelli, va bene così. Poi in questo girone abbiamo una Castor che complimenti alla Castor perché è una squadra, secondo me, la più forte, merita la posizione in classifica che ha attualmente, perché fino adesso le abbiamo viste tutte, è la squadra che mi ha impressionato di più. E il Perdasdevogo come lo... Una squadra quadrata, non è ai livelli della Castor. Ripeto, la Castor è in quella posizione e merita di stare in quella posizione. Sei d'accordo anche te, Francesco? Sì, d'accordissimo. La Castor è una spanna sopra le altre, c'è poco da... Non ci sono dubbi. Quindi la classifica secondo te rispecchia quello che è poi il girone, la forza delle squadre? Cioè voglio dire, l'ultima, faccio un esempio. Io penso che poteva magari ottenere qualcosina in più, anche se sempre in tempo con l'Accademia Ferrarese.
Sì, come che è una squadra formata da ottimi giocatori. Sì. Giocatori esperti, un bel mix con i giovani e soprattutto una squadra che è composta da giocatori che ha avuto anche la possibilità di giocare in altre categorie, quindi Mirko Onano in seconda categoria non ci fa niente, è un esempio sugli altri. Sì. Una volta infatti ho fatto una domanda adesso non mi viene chi era, e gli ho chiesto se era più difficile vincere il campionato che poi o restare nella categoria superiore. Secondo te qual è più difficile? Arrivarci in prima categoria o poi una volta arrivati a restarci? Andare via dalla seconda è sempre dura. Però per gli anni che comunque ne abbiamo fatto parecchi anche noi in prima, non era facile neanche rimanerci. Specialmente per un paese come il nostro. Sì, beh, certo. Le difficoltà raddoppiano da una certa. Difficoltà da quel punto di vista. Per te è più difficile arrivarci? Arrivarci, anche arrivarci. Fare il salto di categoria, perché molte volte in effetti la dimostrazione ne è quello che state dicendo voi per l'Accademia, che è un bello squadrone, che però vedi, molte volte punti, se sbagli una cosa poi, perché io adesso, se magari la regia mi rimanda alla classifica, tu vai a vedere quante partite, non ha sbagliato un colpo la Castor, no. Sono 13 giocate, non ha perso una... Due pareggi alla Castor, sì, c'ha due pareggi e 11 partite vinte, insomma non ha perso una partita, basta una e poi... Sì. Anche il Perdas ha fatto un buon girone d'andata sicuramente. Certo. Però ripeto, mi ha impressionato più la Castor, la vedo più squadra, più tecnica, hanno un ottimo allenatore, devo dire, senza nulla togliere al Perdas o alle altre squadre, per carità, però sono messi bene in tutti i settori, Bene. Vabbè. Mi sa che siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Io ringrazio Francesco Sagheddu, che è dall'altro cappio, come dicono, del telefono. Grazie Francesco per aver partecipato. Ciao Francesco. È stato un piacere come sempre, noi ci incontreremo anche se poi mi dovrei offrire qualcosa, mi pare, Credo ci di spetta o no? Credo di sì. Grazie Francesco, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Bocca al lupo per il proseguo. Stesso discorso faccio con il presidente del Trier, Gian Virgilio Caviddu, che ringrazio. Grazie a te Gianni, è stato un piacere mio. Mi ha fatto fare bella figura. Dai, magari avremo modo di rivederci più avanti, dai. Certo, speriamo anche, magari festeggeremo qualcosa. Speriamo. Io spero di festeggiare almeno la vittoria del campionato dei giovanissimi. Li salutiamo. Ci teniamo tantissimo, un abbraccio a tutti ragazzi, un appello ai perché sono bravissimi veramente tutti, dal primo all'ultimo, quindi va bene così, magari li portiamo in studio più avanti, li portiamo a fare... Faremo allestire lo studio con la gradinata qua a mo' di domenica sportiva della RAI. Va bene, grazie a Gian Virgilio Caviddu. Grazie a voi, grazie a voi. E noi ci sentiamo tra un minuto perché c'è la pubblicità. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale, estivo o con deposito o meglio 4 stagioni? Oggi il cambio gomme è diventato un quiz. Non farti prendere dalla fretta. Senti chi le gomme le cambia ogni giorno. Paolo Piras Pneumatici. Oltre la riparazione e la convergenza, tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti. Località Fragereddu, zona industriale Barisardo. Infoline 392 092 90 05. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Eccoci, 49 minuti dopo le 19, quindi manca pochissimo alle 8, alle 20. Siamo nuovamente insieme, questo è Fuori gioco e adesso faremo una bella chiacchierata a mo' di bar, come dico io, a mo' dei Cilleri. Ci collegheremo con un bar che ormai sta diventando famoso in tutto il mondo, dico in tutto il mondo perché ovviamente chi ci segue su Facebook e su tutte le altre nostre piattaforme
sa che può farlo e ci possono seguire da tutto il mondo. Dicevo, ci colleghiamo con un bar famosissimo che si chiama Bar Stella, ovviamente non poteva essere altrimenti, con due personaggi che ci daranno una mano a fare un po' il resoconto di quello che è successo ieri, il funzionamento, l'andamento dei campionati ogliastrini. Sto parlando della coppia che è una coppia incredibile, insomma, sono Matteo Corona e Ale Usai. Pronto, ci siete ragazzi? Eccoli là! Ah, oggi ci abbiamo anche il video. Ciao belli! Tutto bene? La tecnologia. Ecco, io però consiglierei, non so che cosa si può fare per raddrizzare il tiro, la regia magari mi dà un pochino più di sostegno come volume. Sono bello? Io non ho capito se state guardando me o se vi state specchiando voi, Ale e Matteo. Come in tutte le dirette. Vi sento pochissimo. Non ci senti? Prova a tirare sul volume. Gianni, mi senti? Sì, più o meno, dai. Infatti cerchiamo di non accavallarci, di non parlarci sopra gli uni con gli altri. Allora, com'è andata questa settimana? Tutto bene? Allora, direi benissimo. Sia Cagliari, Serie A, ha fatto un ottimo di Empoli, e non gli altri, naturalmente per le squadre che hanno 90 ritardo. Questa settimana ho confuso. Vi sento troppo male, non riesco a capire quello che dite. C'ho problemi. Voi mi sentite bene a me? Sì. Non riesco a capire. Comunque, ascolta, magari all'esterno vi sentono meglio che me, non lo so di questo. Non avevo mai visto dal vivo, non avevo mai visto le vostre facce. Devo dire che avete proprio delle belle facce, Grazie. Però dobbiamo voglio dire, qualcuno di voi due ha perso la lingua? Dico Ale, no, perché come mai non parla? Fa solo dei gesti. Male. È perché io ho permesso di non rispondere. Solo per questo. Ricordati che oggi è San Valentino. Cioè non è che questa è per no. Sei su piazza? Sì, no, sono su piazza. Però Gianni, parliamo di vi siete organizzati per San Valentino? Assolutamente. Sì. Allora facciamo una cosa, cerchiamo di sistemare queste cose tecniche, diamo un attimino spazio alla pubblicità, ci sentiamo tra un attimo. Ok. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale, estivo o con deposito o meglio 4 stagioni? Oggi il cambio gomme è diventato un quiz. Non farti prendere dalla fretta. Senti che le gomme le cambia ogni giorno. Paolo Piras Pneumatici. Oltre la riparazione e la convergenza, tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti. Località Fragereddu, zona industriale Barisardo. Infoline 392 092 90 05. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Eccoci, ci riproviamo. Allora, i radioascoltatori e chi ci segue da Facebook deve sapere che questa è la prima volta che proviamo questo tipo di collegamento, questa nuova tecnologia, questo videochiamata, non l'avevamo mai fatta, per cui c'è qualcosa ancora da sistemare, da mettere a posto. Non so se sono ancora in linea gli amici, eccoli là, addirittura adesso a schermo pieno, bello, vi vedo benissimo. Così si vedono le rughe, Allora, facciamo una cosa pensate della vittoria del Lanusei sulla Muravera, quella di ieri? Allora, io direi inaspettata. Poi comunque sia inaspettata? Lanusei ha vinto 2-0, diciamo all'inglese, Matteo. Però Muravera ha favorito sulla carta. Assolutamente, però
con questa vittoria Lanusei diciamo che fa un piccolo balzo in classifica, anche se rimane comunque sempre in zona playout. Però è una vittoria importantissima. Certo. Sono d'accordo. Diciamo che adesso la Lanusei al 15° posto, 18 punti, per tirarsi fuori dovrebbe fare, secondo me, domenica, dovrebbe vincere domenica, in allenare insomma un paio di vittorie consecutive. Insomma, deve vincere delle partite in più. Non ho capito. Ho detto, deve vincere delle partite in più il Lanusei per poter venire fuori. No, inallenare un paio di vittorie consecutive, diciamo, per tirarsi fuori dalla zona calda, diciamo. Certo. E dello stop del Tortolì in casa ieri con una delle... Allora Gianni, se ti ricordi, settimana scorsa abbiamo detto che era... Non ti sento, ho perso la voce. Ho perso l'audio, signori. Sì. Mi senti Gianni? Ecco, adesso sì. Adesso sì. Sì. Stavamo dicendo, lunedì scorso avevamo detto che la partita era fondamentale, che non bisognava sbagliare la parità casalinga. E invece com'è andata? Sconfitta contro la Bizzese. Certo. Avete azzeccato Chiediamo pieno, scusa insomma. a tutti i tifosi del Tortolì. Adesso Tortolì al 3° posto e al 2° posto c'è la Macomerese. Sì. Matteo, a te non ti sento, dovresti avvicinare anche te al microfono del telefono. Sì, ho capito. Chiediamo scusa a tutti gli spettatori di Facebook, perché oggi, insomma, stiamo lavorando per voi, mettiamola così. Mi senti Gianni ora? Sì, così cerco di in qualche modo riesco a sentire. Con i pronostici, io e il mio socio Usai non siamo buoni, perché ripeto, con Andrea De Murtas in studio, lunedì scorso abbiamo dato il Tortolì 1 visto vincente con la Vitesse, eccolo là, 1-2. Quindi ci sentiremo di non fare più pronostici da qui a marzo. No? Non chiedetecene. Non farete più pronostici? Sì, perché ne avevo fatto un altro però che mi pare che fosse... è quello che la trasmissione fuori gioco prenda e vada oltre le più rose aspettative in termini di share, in termini di visualizzazioni, in termini di simpatia, speriamo. Insomma, questo mi sentirei di dire, ecco. Okay. E poi adesso, tornando a parlare di calcio, vogliamo parlare di prima categoria, io ripasso la linea da Leusai, che è molto più ferrato di me, facendo i complimenti, se me lo consentite, al Papu De Murtas, autore di un Eurogol ieri, quindi Eccomi qua. Parliamo della prima categoria, dei risultati degli Ogliastrina, no? Gianni, esatto, la prima categoria, infatti volevo arrivare a questo perché soprattutto parliamo della vittoria del Cannonau Ierzu contro la Baunese, fuori casa peraltro a Baunei, perché là avevi parlato, Matteo soprattutto mi pare che ne avesse parlato, aveva elogiato il Cannonau Ierzu dicendo che era una squadra giovanissima ed è riuscito a prendersi l'intera posta in palio. Di questo cosa pensate? Sì, c'è stata la doppietta del prodigio Contu. Io non ero al Planeta perché ero a Ierzo a seguire gli amatori con la Bariese, però mi dicono gli amici di Ierzo che il signor Contu, credo sia classe 2002-2003, abbia fatto una doppietta anche per Mante. Quello che posso dire è che ci si augurava che la scoppola presa in casa col Baristardo fosse solo una parentesi e così è stata. Che magari sai, questi ragazzini prendono 8 gol in casa, possono buttarsi giù e quindi entrare in un vincolo cieco in cui magari le sconfitte sono una dopo l'altra, invece no. Guerriero ha studiato il suo in settimana, un ex, sì, mi dice Ale che è un ex. Per cui niente, Cannonau Vicente Baunei, la corsa continua verso le posizioni più nobili, ecco. Bello. Sì.
E le altre partite a parte vabbè il Barisardo come abbiamo detto già con Valerio. C'è abito di misura, sì, soffrendo, un derby tirato, 8-1, sì, se l'è sudata. Sì? Barisardo ha approfittato anche della sconfitta. È sparita la voce. Aspetta, sei sparito. Mi sentite? Ecco. Prova un po', posso sentire se parli. Mi sentite adesso? Sì, se parli sì. Vai, stavi dicendo? Allora, che il Barisardo ha vinto l'ennesima partita tirata di misura, 8-1, derby contro il Villagrande sabato, e vola più 15 dal secondo posto. Sì. Perché domenica prossima c'è Ovoda Barisardo. Quindi il Barisardo diciamo che vola più 15. Io l'ho detto lunedì scorso, il campionato la matematica è lì, siamo vicini. Sì, beh, pensi chi pensi che vinca il campionato di prima categoria? Chi pensi non ho capito. Ho detto, chi pensi che lo vinca il campionato di prima categoria? Allora, una squadra bianco-blu. Una squadra bianco-blu. Vediamo. Adesso allora, c'è Andrea De Plano che ci ha mandato un messaggio dove dice che la Serie D sta diventando sempre più difficile per lui, cioè, dal suo punto di vista. Secondo voi è così? Non ho capito, scusami. Ha detto Andrea De Plano che la Serie D sta diventando sempre più difficile. Allora, i costi che devono sostenere le squadre per competere sono sempre più elevati. Poi soprattutto dopo, diciamo, post-Covid, speriamo che la situazione migliori, sta già migliorando, però parliamo di un campionato semiprofessionistico dove i costi, giocatori, ingaggi, trasferte e tutto quello che ruota intorno, diciamo, alle squadre, i costi stanno salendo, sono elevati da sostenere, quindi per poter competere, comunque sia, tenere la categoria, ci mancherebbe che non sia difficile, certo. Comunque sia continuare, però diciamo la posizione della Nusei al momento non è disperata, anzi, soprattutto dopo la vittoria nel derby contro il Muravera dell'ex Francesco lui, quindi adesso bisogna continuare a tenere botta, diciamo, perché comunque sia scusa, la Nusei, Matteo, dimmi. C'è un'altra domanda, c'è Gianni Porcu, una domanda molto impegnativa per la risposta, adesso non so come. Gianni Porcu che la pubblicità. Che chiede ad Ale perché ha la faccia strana. Allora, Gianni dovrebbe saperlo perché è stato mio presidente tanti anni a Villagrande, questa faccia l'ho sempre avuta, scusate, è arrivata la birra. Ho visto, non questo è il bar sport. Questo è il bar sport. Esattamente, il bello della diretta. Comunque a Gianni una domanda un po' piccante, perché mi vuole far dire cose che non si possono dire in diretta. Invece c'è Massimo. Salutiamo Gianni Porcu. Scusate, poi c'è Massimo De Murtas invece che vi chiede, vorrebbe sapere da voi se il Villagrande si salva secondo voi quest'anno. Allora, secondo me è più facile chiedermi se Belen torna con Di Martino. Sì, è più facile come risposta? No, a parte gli scherzi. Dai, non è così disperata la situazione. Certo, la situazione, vedo la classifica, grazie alla regia, sempre puntuale. Sì. 11 punti, penultimo posto, e domenica c'è un derby, Villagrande Maonese. No, allo Zasomeri. Sì, a Villagrande. Sì, a Villagrande. Sì. L'ex Bilicoe. Quella è una partita da non fallire.
Una partita? Una partita da non fallire. Da non fallire, guarda, io non sento Matteo quando parla, eh. Cioè Matteo lo vedo che... Ecco. Matteo, non lo sentite perché Ecco. bisogna avere il telefono di Aliusai attaccato all'orecchio. Esatto. Se io parlo fuori dal telefono di Aliusai non mi senti. I nostri potenti mezzi. La tecnologia. No, chiediamo scusa di nuovo agli ascoltatori per questi, vabbè, insomma, è andata così oggi, ma comunque i risultati ve li abbiamo detti, le nostre idee ce le siamo fatti, ve le abbiamo dette, ragazzi, il punto è questo, ogni squadra, che sia ultima, penultima, seconda, siamo a febbraio, ci sono ancora tanti punti a disposizione, sia per salvarsi, per play-off, play-out, vincere un campionato, quindi testa a campo, allenarsi e la domenica mordere il freno a tutti. Il Villagrande deve fare un solboccone della Baunese, punto, nel caso della domanda, della risposta a De Murta. Altre squadre, Testoria, deve battere il suo avversario, questo penso io, ogni domenica fa storia a sé. Certo. Scusate le frasi fatte che io adoro, però è così. Le sa tutte, vero? Le sa proprio tutte. No, perché io ricordo anche quello che avevi detto, che avevate detto, adesso non ricordo chi di voi, a proposito della Baunese, perché la Baunese l'ultima volta che ci siamo sentiti mi pare fosse al secondo posto, adesso ha fatto proprio un passo indietro incredibile, si ritrova al quarto posto. E infatti, perché questa è stata veramente una cosa che avete detto voi, che sì, la Baunese è Gianni, una bella squadra. Mi assumo tutte le responsabilità. Ho indicato la Baunese come la mia candidata. Eri te che l'avevi detto, ad arrivare Ale. prima tra gli Ogliestrina. E quindi puntualmente ha perso. Quindi non chiedetemi su pronostici. No, non bisogna chiederli. Perché li ho steccati tutti, ha perso anche il Tortolì. Gianni ha portato proprio sfortuna a tutte. Però guarda, io vorrei, però, se mi permetti, segnalare comunque sia la vittoria importantissima, a parte del Tertenia Ovota, ok? Con il grandissimo gol del Papo De Murta, Sale De Murta. Invito i nostri radioascoltatori a guardare il video che gira sui social, una punizione da 35 metri, molto molto bella. Chi, scusa, comunque, non ho capito. la vittoria importante è di Lula Sai. Non ho capito di chi stavi parlando. No, stavamo dicendo di guardare che nei volevo social. segnalare le vittorie importanti in chiave salvezza, ok? Del Tertenia Ovoda e dell'Ulastai contro l'Orani in casa. Sì. Ecco qua. L'Ulastai di Mr. Canna. C'è uno strano Sì, messaggio. che si stabilizza l'Ulastai al settimo posto, sale. Matteo, tu l'avevi indicato come una delle sorprese di questo campionato. E il Tertenia all'ottavo posto. Quindi abbiamo un gruppetto di Ogliastrine là, sì, a metà classifica, che stanno risalendo piano piano la classifica, appunto, la china della classifica. Effettivamente, Villagrande. peccato Villagrande. Effettivamente a guardare, peccato per il Villagrande, perché è l'unica che si trova invischiata là in mezzo alle zone basse della classifica. Certo, al momento anche l'Atletico Lozzorai è proprio alle soglie della zona play-out. Sì. Mentre il Canonau, con la vittoria al Planeta, passa al sesto posto con 25 punti. Certo. Sì, si è avvicinata proprio alle zone alte. Infatti, ci vorremmo vantare di una cosa, Gianni, se ci permetti. Dimmi. Che noi sappiamo tutto a memoria. Guarda qua. Sì, vedo. Avete preso appunti. Mi sembrava strano, dico, ma porca miseria, ho detto, ma solo io mi prendo gli appunti, devo leggere per forza. Pensavo adesso, ma questi hanno una memoria che, cioè, voglio dire, pensavo sono gente di mestiere, addirittura, non un foglio.
Foglio rosa, foglio rosa. La patente? Tipo patente. Vabbè, ce li abbiamo anche noi, Sono appuntini che mi prendo io. Va bene, il tempo corre veloce. Volete aggiungere, fare qualche appello particolare, chiamare qualcuno, farvi notare, non so, visto che guarda guarda, tutto il mondo, magari. Ringrazio allo studio. Sì. Per la storia di Skype, perché ha reso naturalmente questo collegamento, così la gente vede anche le nostre belle le vostre facce. Ma dai, non è poi così brutto, va da vedere, forza, dai. Matteo, perché poi facciamo anche pubblicità occulta, vedi? Sponsor tecnico. Ah, guarda, pubblicità occulta. Ma c'è il logo di Radio Stella sotto, quindi vieni coperto da... Se vuoi possiamo parlare anche di seconda categoria. Non ho capito. Volete parlare della seconda categoria? Seconda categoria. Certo, dai, parliamone, perché poi quella che interessa maggiormente a me personalmente è quella che mi interessa di più. Dai, sentiamo. Visto che vi tifano così tanto dalla regia, stanno facendo tifo. Sì, vogliono sentirvi. Parliamo di seconda categoria. Parliamo da Trieri. Non vi sento. Gianni, parliamo da Trieri. Sì? Parliamo? Che ha vinto il buono, 3-2. Sì. Eccolo qua. Certo. Guarda qua la regia puntualissima. Certo che è puntuale, anche se stiamo scherzando. Puntuale come l'agenzia delle entrate, guarda, veramente pazzesca. 3-2 in trasferta, il buono, dopo la sconfitta con la Castor, si è ripresa, non si è ripresa. Sì, come lo vedi il fatto che il Bono vinceva, mi sa, 2-0 al primo tempo, poi questo capitombolo, questo capovolgimento di fronte da 2-0 a 2-3. Cosa pensi di una squadra? Succede spesso? Che il malato non è guarito. Prego? Che il malato non è guarito perché doveva riscattare la sconfitta in casa della Castor. Invece è arrivata l'ennesima sconfitta. Anche in casa. Anche in casa. Però parliamo della zona calda. Sì? Dei posti. Certo. Perché c'è stata una mezza svolta, nel senso che il Perdas perde con l'Accademia, ne approfitta la Castor che vince in trasferta Scalaplano e allunga più 3. Certo, sì. E si mette sola in classifica. Che sia vera fuga ai posteri larga sottenza. Certo. Ecco, Gianni, scusa, prendo il telefono per dire la vera fuga della Castor lo scopriremo soltanto domenica. Dunque, perché domenica prossima la Castor gioca con gli amatori. La Castor ospita i miei amici degli amatori ieri. Certo. Una squadra che è capace di tutto. Di tutto. Parli degli è una amatori? Squadra veloce, una squadra rognosa da affrontare, una squadra che pista in contropiede. Come la Castor gioca a pallone, impostazione dal basso, tecnica, esperienza. Quando gli amatori affrontano questo tipo di squadre si esaltano. Esatto, ha ragione Aliusai, si esaltano. Quindi io starei bene attento a cosa giocarmi schedina a Castor amatori. Segnati che gli amatori. Non ho capito, non lo vedremo. Non ho capito cosa mi hai detto, scusa. Mi stava prendendo in giro dicendo ok Gianni, segna l'1 finto per la Castor, perché ecco. Matteo non azzecca un pronostico e allora è 1. Io dico solo che sarà una partita divertente. Sarà una partita bella da vedere. Intanto vi saluta Mary Loi. Marcello Pediu chiede dove Ale ha la maglia magica. Aspetta, hai detto Mary Loi? Sì, vi saluta Mary Loi. Mia mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. È tua mamma? È mia mamma. È tua mamma. Ciao allora, Mary, la salutiamo anche noi. Sei emozionato, Mary? Che vergogna. È qua. Sei proprio emozionato. Sì, sono emozionato, la mamma è la mamma. Invece Marcello Pediu chiede dove Ale ha la maglia magica.
Dove hai la maglia Allora, magica? Marcello era ospite lunedì scorso? Non ho capito. Giusto? Marcello era ospite lunedì scorso in studio. Sì. Sì, parlare di biliardo. Marcello, la maglia è nell'armadio, la custodisco gelosamente. Sì, Un saluto. Ci spieghi che cos'è questa maglia magica? No, la maglia magica, allora Marcello ci ha sponsorizzato, diciamo, una squadra di calcetto, dei calcetti estivi, che faceva razzia di tutti i tornei per l'Ogliastra. Si chiamava Panificio Pediu, che annoverava tra i giocatori nella rosa il sottoscritto, poi vari Zazzo Melis, Marco Nieddu, Matteo Loi, Michele Cannas, Eric Scudu, Pietro Staffa, Mario Melis, Maroni. Poi me ne dimentico qualcuno, sicuramente mi manderanno messaggi minatori, perché sicuramente qualcosa me lo dimentico, perché l'età avanza. E quindi abbiamo portato in alto il nome del panificio Pediu per tutta l'Ogliastra. Ecco la maglia. Ecco la maglia magica. Sta arrivando un altro messaggio, sempre per Ale Usai: cambia tante maglie, non si può ricordare dove le mette. Ecco, questo lo dice Paolo Piras. Praticamente Ale Usai cambia tante maglie e non ti ricordi dove le metti, non puoi ricordarti dove le metti tutte. Questo lo dice Paolo allora, Piras. Prova a indovinare chi l'ha detto? Sentiamo. Paolo Piras? Sì. Ecco, okay. Ma l'hai sentito da me? Dice cornuta all'asino. Il bue che dice cornuta all'asino, perché anche lui cambia. Anche lui cambia maglia spesso. Sì, e dopo questa accusa, sì? Non andrò a cambiare le gomme da lui. Ale Piras. Adesso come la mettiamo? Chissà cosa ti risponde. Passagli il microfono. Gianni, dimmi. Avrai capito che il calcio è bello anche perché nascono queste dinamiche amichevoli, certo, tra persone che si stimano. È per questo che il calcio è lo sport più bello del mondo. Certo. Perché il calcio della gente. Ma più che altro è il contorno che è più bello del mondo. Cioè, programmi come questi non sono tutti che li fanno, dai, diciamocelo chiaro. Ma infatti siamo onorati di far parte di questo spettacolo. Sì, sono d'accordo. Dice Ale, scusate, il telefonino ce l'ho io. Se miglioriamo il reparto audio, il reparto video, siamo al 100%, perfetto. Rinnovo le scuse agli spettatori per questa... Facciamo una cosa, vi blocco un attimino perché dobbiamo fare un po' di pubblicità, non al programma, ma ci sentiamo tra un po'. Va bene? Ci sentiamo tra poco? A tra poco, pubblicità. A tra poco. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale, estivo o con deposito, o meglio 4 stagioni? Oggi il cambio gomme è diventato un quiz. Non farti prendere dalla fretta. Senti che le gomme le cambia ogni giorno. Paolo Piras Pneumatici. Oltre la riparazione e la convergenza, tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti. Località Fragereddu, zona industriale Barisardo. Infoline 392 092 90 05. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Eccoci nuovamente insieme, 18 minuti dopo le 20, siamo in compagnia di due matacchioni, io li chiamo così, ma giusto, spero che non si offendano, che sono Ale Usai e Matteo Corona dal bar Stella, guarda che faccia, insomma, ogni tanto sorseggiate il birrino, mi sa. No, ma il grigio mi impallidisce già. Il grigio impallidisce? Ma non avete i fari di fronte?
Ascolta, chiede Matteo Sì? se sono arrivati messaggi sulla sua barba, se la deve tagliare, insomma, commenti. No, Qualche ragazza che ha chiesto di Matteo? per il momento no, non lo so se poi magari io non ne vedo, però ti faccio sapere appena mi sa che stanno scrivendo. Vedo qualcosa che si muove. Ma cioè, vorresti saperlo veramente oppure è una speranza la tua? Speri che È una speranza, Gianni. qualcuna Una speranza. Lui fa questo programma per acchiappare. Sì, beh certo, ma sicuramente per rimorchiare. Intanto, dopo le tue radiocronache, quanti numeri di telefono hai racimolato? Uno. Come Uno uno? di Radio Stella. Benissimo. Anda alla grande. Gianni, ci vuoi chiedere un pronostico? Vai. Sì, infatti volevo chiedere, allora il pronostico mi hai detto che per quanto riguarda quello di seconda categoria dove dicevi che gli amatori devono giocare con la Sarabese, no scusa, Castor. con la Castor, mi dicevi che... Devi studiare, Gianni, dimmi. Devi studiare. Castor, Sì, beh certo, al volo così, però hai visto come era stata pronta la regia? Ho detto, secondo te Castor insomma sì, Cannonaro, scusa, adesso gli amatori, stavo facendo, secondo te come va a finire? Perché a detta da Matteo, sì dai, vado? Sì. Vado pronostico? Allora, Matteo dice 2-2. 2 pari. Tu? Gioca addirittura il risultato esatto. Dato a 4.40 sul Bet365. 2-2. Allora, io non dico il risultato esatto, il mio pronostico è 1, Castor. 1? Sì, io dico 1. Non me ne vogliano i miei amici dello Ierzo. Io dico 1. Tu invece, Matteo, vai per un pareggio? Ma sì, adesso Matteo, seriamente? 2 pari. Addirittura 2 pari, con 4 gol, 2 pari. Anche marcatori, vai. 2 pari. 2 pari, va bene. Ci capiamo anche a gesti. Dunque c'è un messaggio per Matteo, penso, perché scrive una certa Mavi. Matteo, te le chiamo io le bonazze. Abbiate fede. Quindi è rivolta a tutte e due, capito? Praticamente Mavi ti passerà i numeri di telefono delle bonazze e poi basta che abbiate fede e poi vedrai che risolverai. Sei uno scappolone? Sei un cuore solitario, contento, Matteo? però facciamo un po' la conoscenza. I tuoi affari personali, Matteo, lasciali fuori dal programma, altrimenti diventiamo un'agenzia matrimoniale e il programma parla di calcio. Vabbè, cambiamo il programma. Facciamo cuori solitari. No, parliamo di calcio. Gianni, devo fare un'altra domanda, un altro pronostico da sbagliare? Un altro pronostico da sbagliare? Allora, il Tortolì con chi gioca domenica prossima? Ce l'avevo, vai regia, col Bonorva, dai, visto la serietà della regia. Bonorva a Bonorva. Allora, la trasferta è difficile. Quei campi sono sempre ostici. Allora, io credo che ci sarà stata la strigliata del mio amico, dell'allenatore del Tortolì, che saluto, di Alberto Pira, dopo la sconfitta interna contro la Bitesa, quindi vorrà subito rifarsi e vincere a Bonorva. Bonorva che però ne ha preso 5 dalla capolista domenica. Infatti anche loro avranno il dente avvelenato sicuramente. Sicuramente sarà, diciamo, guarda, permettimi, sarà uno scontro tra le due deluse, diciamo, dell'ultimo turno. Il Tortolì che ha perso con la Bitesa in casa, il Bonorva che ne ha preso 5 a Oristano contro la Taro. Ok, si può perdere in casa alla capolista, certo. Però diciamo che pocherissimo, non piace a nessuno, quindi sarà un bello scontro. Io dico azzardo un X2.
Ascolta, secondo voi il motivo di questa sconfitta, di questo stop del Tortolì, qual è stato? Avrà preso la partita sotto, come dice, sotto tono, sotto branco, così, alla leggera, oppure ci sono motivi tecnici o sarà stata la bravura degli avversari? Allora, siamo preparatissimi, quindi diremmo l'approccio. Beh, certo, non avendo visto la partita, ovviamente, capisco, Allora, però voglio dire... Allora, io perché da uomo di campo, ogni partita è una storia a sé. Diciamo che le partite più facili sono quelle che nascondono pensieri maggiori. Non dico che il Tortolì abbia sottovalutato, diciamo, la Vitesse, che comunque ha fatto degli acquisti importanti in settimana. Matteo ci dirà i nomi, ok, lasciamo perdere. Diciamo, può essere stato l'approccio, e comunque sia la Vitesse, permettimi, se la regia manda la classifica, vai, regia, vediamo se funziona. Questa volta le ha prese in contropiede, cioè Robby magari eccola. Ecco qua. Sì, no, la Vitesse era messa, insomma, è messa un pochino così, Esatto. Quindi... Considera che aveva 3 punti in meno, quindi era 11 punti. Esatto, adesso sale a 14. Quindi sì, dico, io infatti mi sono meravigliato. Scusa? Non me ne voglio. Vabbè. No, che magari hanno sottovalutato l'avversario, ecco, e magari l'avversario ha messo più grinta per riuscire a... Io infatti era questo che intendevo cioè volevo capire se voi davate appunto la colpa al fatto che l'avevano presa così alla leggera, come dice, vabbè, tanto dobbiamo giocare con una delle ultime, quindi entri in campo, ti rifilano certo, 2 noi gol, ipotizziamo, ciao e porta a casa. Noi ipotizziamo perché non abbiamo visto la partita. Certo, io anch'io. in campo posso dirti che a volte si sottovalutano gli avversari, soprattutto in casa e soprattutto guardando la classifica. Quindi magari hanno messo qualcosa in più, gli avversari sono riusciti comunque a strappare 3 punti in un campo, è la seconda in classifica, ex seconda in classifica. Certo. Fosse stato uno di... Dimmi. Oppure può succedere anche benissimo, ripeto, noi non abbiamo visto gli highlights su YouTube, però magari il Tortolì ha fatto 30 tiri in porta e il portiere ha preso in pagella, questo noi non lo possiamo sapere. Io ho letto i giornali, oggi parlava di un Tortolì che li ha provate di tutto per vincere una partita, per cui una giornata storta che purtroppo a febbraio tutti iniziano a pesare. Certo. Sai, io adesso non so, però mi pare di ricordare che il nostro inviato, Sebastiano Pili, quando gli ho fatto la stessa domanda più o meno, gli ho detto ma come mai c'è una reazione? Ha detto, sai, io li vedo un pochino mosci. Vedeva i ragazzi del Tortolì che li vedeva un pochino mosci, quindi io penso che non sarà stata la nostra tesi. A valore la nostra tesi con Sebastiano, dicendo che magari sono entrati con un approccio totalmente sbagliato. Molli. Quando io entro in campo e non sono concentrato dall'inizio, alla prima occasione prendo la rete, poi fa dura sempre. Certo, puoi rimontare, certo. Anche se agli ultimi posti... anche se è agli ultimi posti, la squadra insomma la deve tenere in considerazione. Gianni, a febbraio i punti sono quelli che sono meritati chi più chi meno. Certo. Perché siamo a febbraio. Intanto vi saluta Aldo Sanna, vi manda i saluti Aldo Sanna, la persona che mi sta seguendo passo passo in questa avventura. Il tuo tutore. Ciao Aldo. Ti segue, salutiamo anche noi naturalmente. Ciao Aldo. Allora, abbiamo ancora 2 minuti. Abbiamo ancora 2 minuti a disposizione. Dopodiché, in 2 minuti dobbiamo salutare tutti. Giusto? Anche se Ale c'ha qualcosa da dire. Vi basta? No. Ah, ok. Allora, se qualcuno ha domande, in 2 minuti riusciamo a soddisfare le richieste. Adesso Aspetta un attimo, Gianni, che te lo ripasso.
Non lo so, Gianni, se vuoi faccio un'altra domanda calcistica. Allora, mi chiedono, un'altra domanda non è mia, un pronostico per Tertenia Ollollai. Lorenzo Lai fa questa domanda. Lorenzo Lai, un ascoltatore. Uno fisso, Tertenia in casa deve vincere, la vittoria di Ovoda, che era seconda in classifica, ragazzi, perché noi ci dimentichiamo che l'Ovoda, seconda in classifica, sì? Tertenia ha vinto 4-3. Sì. Vedo un Papu de Mursa in forma smagliante, io metto 1, quindi sì, anche lo Iesu. Tertenia Ollollai metti 1? La vittoria, sì, 1 fisso. La vittoria all'Ogliastrina. Stare tranquilli, di non andare neanche a vederla. Allora, vabbè, diciamo direttamente non andare in Tertenia, dice non andateci, tanto vincete lo stesso. Il pronostico l'hanno fatto Ale e Matteo, quindi... Ma allora, questi pronostici, siete d'accordo? È d'accordo anche Matteo? Sì, assolutamente. Sì? Basta. Guarda, Matteo dice per il suo discorso che a febbraio tutti pensano, che non capisco perché, sarà l'area di carnevale, non lo so. Ma guarda, a febbraio si blocca un po' tutto, se tu vai a vedere, probabilmente perché ci sono un sacco di pagamenti da fare, e chi paga il bollo, e chi paga le tasse, e chi paga la bolletta, che poi sono aumentate. Questo fa sì che poi magari non sei concentrato, entri in campo e prendi la scopola. Può essere un ragionamento che fila? No, io più che altro direi che i punti pesano perché i gironi sono composti da poche squadre, diciamo, quindi le partite sono poche rispetto agli anni scorsi, quindi si perde terreno abbastanza facilmente, quindi i punti pesano per questo. Mi cita una frase serissima, mamma mia. Quindi il motivo è quello, quindi anche Tertenia non deve sbagliare la partita di domenica prossima, tenere, diciamo, perché c'è questo gruppetto degli Ogliastrine che sta venendo fuori, tranne sempre, ahimè, e cadiamo sempre lì in Villagrande che è relegato in penultima posizione. Io faccio un grosso in bocca al lupo ai miei ex compagni di squadra, sono fiducioso, anche lo Sorai, ma parlami? Che lo Sorai deve venire fuori dalla bolgia, Allora, ragazzi, vi freno un attimo. Intanto vi dico che la persona che ha posto questo quesito, l'ultimo, quindi Lorenzo Lai, ci segue dal Lazio, ci saluta voi, saluta noi, saluta tutti, salutate anche voi. E poi vi annuncio che, ahimè, e ai voi, il tempo a disposizione nostra è terminato. Come si dice, nelle migliori famiglie ci sentiremo più avanti, lunedì prossimo. Sì, anche perché la gente deve portare l'innamorato. Certo. Voi andate a cenare lume di candela adesso? No, assolutamente, ognuno a casa sua. Ognuno a casa sua. Single, non assieme, non intendevo assieme. Siamo single, lanciamo l'annuncio, Matteo, siamo single, tutti e due. Volete? Allora, chi vuole chiamare il nostro numero di 0782 75 480, per chi chiama da fuori Roma, da chi chiama da Ierso 0782. Uguale. Ok. Se stanno cercando dei ragazzi, voi siete reperibili a quel numero che hai detto, giusto? Certo, ma dopo San Valentino, così risparmiamo, capito? Siamo furbi, Allora, un altro messaggio e poi chiudiamo. Matteo Mittico Pierluigi Ghiani. Qua invece che donne Matteo, dottomini sfuntisi. Allora, intanto ringrazio Pierluigi Ghiani. Per chi non lo conoscesse, è un amatissimo ragazzo di Tertenia. Io nel lontano 2000, se sei ancora in linea aiutami a ricordare, un calcetto estivo a Pelau. Io lo conobbi quell'anno, quell'estate conobbi Piero Bianchi e giocammo a calcetto insieme in un torneo estivo. Dal giorno, ogni volta che ci vediamo, saluti, come stai, come non va, come va il lavoro, come va il calcio.
saluto Piero affettuosamente. Grazie Piero. Pierluigi Ghiano. Mi dispiace per te, era un maschietto questo qua. No, non è nessun problema. Prima o poi arrivano anche le femminucce, vedrai. Ringrazio Mavi comunque per la battuta di prima, era una battuta, lo so. Sì, no, ma ci mancherebbe. Penso di sì. Ma certo. Mi piace incassare, incasso facilmente, quindi non... Dicono che gli inglesi siano permalosi, non è vero. Assolutamente. No. Va bene, ragazzi, siamo fuori orario, abbiamo sgarrato di brutto, sì. Però dai, tutto sommato... Salutiamo tutti, speriamo che sia andata bene, può sempre andare meglio. Certo. E anche peggio, dice Ale. Sicuramente è stata una bella cosa. Vedrai la prossima volta sistemeremo queste cose tecniche, perché sì. Io stento a capire perché va e viene la voce, eccetera. Però noi stessi cercheremo di trovare una location insomma un po' più silenziosa. No, ma non è male, se il bar è Barstella, c'è poco da fare. Hai ragione anche tu. Va bene, 20:35, vi salutiamo, ci rivedremo lunedì prossimo sicuramente, saremo assieme, è stata una bella avventura, un bel viaggio assieme. Ciao ragazzi, ciao. State bene, ciao, buona serata e buona settimana. Noi sì, siamo in chiusura, è tardissimo, 20:35 abbiamo detto, questa era una puntata molto particolare, devo dire che non è stata male, anzi, mi aspettavo, perché noi avevamo un sacco di cose che erano programmate in maniera diversa, invece poi alla fine... dico che è stata una puntata simpaticissima, spiritosa, divertente. Mi auguro che vi siate divertiti anche voi come ci siamo divertiti noi, a giudicare dai messaggi, dalle persone che erano connesse, collegate con noi. Mi pare di sì, perché fino all'ultimo eravate un'infinità. Dicevo, e da qua, da fuori gioco e tutto, eravamo proprio fuori dai giochi in questo momento, è stata una bella avventura quella odierna. Gianni vi saluta tutta la redazione di Radio Stella, tra cui Francesco, Roby e Daniele, che sono dall'altra parte del muro, non del vetro, dall'altra parte del muro. So che stanno già facendo così, ciao ciao con le mani, vi saluto anch'io, ciao, e a domenica prossima per Stella Sport. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama. Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale, estivo o con deposito, o meglio 4 stagioni? Oggi il cambio gomme è diventato un quiz. Non farti prendere dalla fretta. Senti che le gomme le cambia ogni giorno. Paolo Piras Pneumatici. Oltre la riparazione e la convergenza, tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti. Località Fragereddu, zona industriale Barisardo. Infoline 392 092 90 05. Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, Fuori gioco. Sono